A noi sta molto a cuore questa storia della residenzialità, perché pochi giorni fa siamo andati sotto i 55.000 e quindi siamo ridotti a un paesetto, c'è tra un po' Chioggia ha più abitanti di noi, è inutile che vi ricordi le solite cose, che una città senza abitanti è una città senza anima, diventerà Disneyland, anzi è già Disneyland da anni, e quindi il prossimo step sarà addirittura Pompei, perché tra un 10-20 anni, 30 non ci saranno più abitanti e sarà un bellissimo involucro senza nessuna vita stanziale che siamo noi. Quindi il momento è difficile e bisogna assolutamente esistere e resistere in questa città. Quindi sì, il popolamento, ricordava Linda Freshwalk, va avanti dagli anni 50, e io ho un libro dell'avvocato Cagnato, lo conosci Linda? Che ha fatto degli articoli sul Gazzettino, e ho letto un libro l'altro giorno che c'è un articolo degli anni 50 che dice le stesse cose che stiamo dicendo noi sul discorso dell'esodo e dello spopolamento, quindi per riprendere il tuo discorso, sono 50 anni che siamo sempre sullo stesso trend e non è cambiato niente e si è fatto poco. Comunque, io per non dire sempre le solite cose, io vorrei anche essere utile e non tediarvi con le solite cifre e i soliti slogan, e quindi, visto che sono qua, approfitto per dirvi che noi sinceramente abbiamo lanciato una manifestazione per il 12 di novembre e quindi andremo davanti al comune appunto per protestare e invitare l'amministrazione a fare qualcosa, perché ha promesso l'altro, ha promesso 5.000 abitanti nuovi, sto qua ne ha promesso addirittura 30.000, e quindi è il momento di stringerli un po' e cominciare a pretendere dei fatti.